un ben ritrovato a Raffaele Padrone, primo ospite del nostro telegiornale, segretario regionale dell'UGL, ovviamente relativo alla polizia. Padrone, dunque una situazione, quella relativa, parliamo, agli ultimi sbarchi clandestini, che è stata oggetto di proteste importanti da parte dei sindacati di polizia proprio in questa settimana. Ricordiamo per esempio quanto avvenuto a Padova, una situazione veramente importante. È stato detto che le questure ormai si sono trasformate in veri e propri centri di identificazione ed espulsione al posto di questure. Che cosa chiedete con forza a questo governo? Ben ritrovati. Sì, il problema si è un po' trasportato dai punti di accoglienza, chiamiamolo così, i punti di arrivo di questi clandestini alle questure e alle province. Il problema è che continuano ad arrivare persone, sappiamo, leggiamo i giornali, sappiamo quanti ne arrivano giornalmente nelle nostre coste, i punti di accoglienza sono saturi e pertanto le prefetture di zona sono costrette a distribuire sul territorio queste persone che vanno prese, quindi arrivano con degli aerei, arrivano a Verona, arrivano a Bologna, sono arrivati anche a Pordenone ieri sera altre persone, quindi voglio dire, le problematiche sono quelle legate ai trasporti, perché già è un problema che avevamo visto, avevamo denunciato nel luogo d'arrivo, cioè non c'è una profilassi sanitaria dove gli operatori devono lavorare insieme a queste persone. Alcune di queste persone, le abbiamo visto, l'abbiamo letto, sono portatori di malattie importanti, che erano anche state debellate in Italia. Allora noi abbiamo chiesto di portare a controllo sanitario gli agenti, gli operatori della Polizia di Stato, di Carabinieri, che hanno a che fare giornalmente con queste persone. Cosa succede? Che se questo siamo riusciti a ottenerlo lì, qui ancora in città e in provincia e nelle questure non riusciamo a organizzarlo. Succede che con la stessa macchina poi che l'operatore di polizia ci fa 6-8 ore di lavoro in macchina, è la stessa macchina che poi dovrà andare a prendere e accompagnare a destra o a sinistra, questi viaggiano sì con le corriere, quindi corriere e scortate, quindi soldi per questi viaggi, aerei pagati da noi, pagati dal cittadino, e quindi arrivano, dobbiamo andarli a prendere, portarli nei vari alberghi messi a disposizione, e quindi con queste problematiche, macchine che poi non ci vengono disinfettate, corriere che non vengono disinfettate perché non ci sono i soldi. Questo è il problema sanitario. Padrone, relativamente invece all'accorpamento delle forze armate, una delle priorità da parte del governo Renzi, le chiedo, è da lì che bisogna cominciare a partire per migliorare e ottimizzare i costi anche delle forze dell'ordine? Beh, assolutamente no. Assolutamente no, io ne parlavo già volte scorse da qua, da Telepordenone, alla presenza del direttore Di Meo, e spiegavo che ci sono altri tagli che vanno fatti prima, cioè l'unificazione va bene, l'unificazione va benissimo laddove esistono magari diversi punti e presidi di polizia, una caserma dei carabinieri, un commissariato, una questura nello stesso punto, e questo potrebbe andare bene. Il problema sono i tagli, gli sprechi, ci sono degli sprechi che vanno tagliati. Io proporrei invece, prima di arrivare a questo, magari unificare le sale operative, questo sì, unificare la sala operativa, l'emergenza arriva a un operatore e c'è la distribuzione sul territorio immediata della macchina. Questo potrebbe essere una delle soluzioni primarie, anche perché, visto quello che dobbiamo fare, ci sono situazioni maggioritarie in questo momento, abbiamo una tensione per uno sblocco stipendiale così molto importante che questo è passato già in secondo, cioè le chiusure dei presidi sono diventate. Ne parleremo sicuramente. Grazie a Raffaele Padrone, segretario regionale dell'UGL del Friuli Venezia Giulia.